Agostino Pellegrino. Buonasera a tutti. 3 minuti per confrontarmi con voi su 3 riflessioni che ho l'opportunità di scambiare con voi. Un saluto intanto dal Circolo Andrea Finocchiaro Aprile dell'MPA. Prima riflessione: questo nostro simbolo è patrimonio comune di tutti noi che in questi anni l'abbiamo costruito, abbiamo sudato, ci siamo confrontati, abbiamo lottato e lo abbiamo difeso. Vorrei dire solamente una cosa a chi spesso critica l'ambaradan all'interno dell'MPA, a chi fugge e va a fondare nuovi gruppi, a chi scappa. I confronti si hanno sempre all'interno, perché chi scappa regala sempre il lavoro che ha fatto ad altri. Io ritengo che da questo punto di vista ognuno di noi, se ha qualcosa da dire, si deve confrontare all'interno del nostro gruppo. E, cosa importante, evidentemente questo nostro gruppo, questo nostro movimento si deve organizzare ancora in maniera più forte e ancora in maniera più dettagliata e più organizzata, perché nel territorio noi amministratori in questo momento abbiamo pochissimi riferimenti e non è possibile. L'MPA, ripeto, deve continuare ad essere patrimonio comune di tutti e deve riuscire a poter dare quelle risposte che i nostri cittadini vogliono. La seconda riflessione la faccio verso i deputati del Meridione, a qualsiasi gruppo politico appartengano. Quando sono al Senato e alla Camera dovete ricordarvi del nostro popolo, perché quando non firmate un provvedimento che aiuta la nostra gente con la scusa del colore politico, quando non votate una legge che aiuta il nostro popolo con la scusa dell'ideale politico, comunque avete fatto un danno al nostro popolo e questa cosa non deve avvenire. Io ricordo ancora il famoso 61-0. Che cosa siamo riusciti a fare? Nulla, e avevamo un monopolio parlamentare. Per il futuro dico a qualsiasi siciliano si trovi, ripeto, Camera e Senato, a qualsiasi gruppo di colore politico appartenga, ci pensi 2 volte prima di votare o non votare qualche cosa, perché il popolo del Sud ha bisogno soprattutto della gente che viene eletta là sopra a difendere gli interessi di questo meridione che ha tantissimi problemi. La terza ed ultima riflessione la voglio fare verso gli amici di Pontida, leghisti. Solo una cosa vorrei dire a questi signori: ho sentito gridare e mi sono veramente innervosito e rammaricato secessione. Io vorrei buttare sul piatto una provocazione: se volete la secessione a 2 condizioni. Prima, regalate i libri di storia dal 1800 fino al 1860 ai vostri nipoti e ai vostri figli per capire chi era e che cos'era il Meridione. Seconda provocazione molto importante: se volete la secessione, la provocazione che vi faccio è: federiamo anche il debito pubblico, federiamolo, ci dividiamo e federiamo il debito pubblico e poi rifacciamo i conti e vediamo chi è ricco e chi è povero. Grazie.